Fotografo deve abbassare Sì, grazie, grazie Federica, eccoci in diretta, ringraziamo anche il presidente del Pescara, Sebastiani e Zeman che ci hanno aspettato. Allora direi che possiamo partire subito con Zeman per chiederle perché ha maturato questa decisione di lasciare Pescara per accettare l'offerta. Ma io sono qui a fare conferenza stampa per ringraziare a tutti quelli che hanno collaborato, prima di tutto la società che mi ha dato possibilità di guidare questa squadra, poi i miei collaboratori, Ferro, Cangelose, Franco Mancini, i nostri medici, massaggiatori, magazzinieri, la mia addetta stampa, che non è la mia, però poi me la sono comprata io. E quindi noi abbiamo fatto questo grande campionato grazie a tutta questa gente, grazie a tanto entusiasmo, grazie a tanta voglia di fare. E non posso dimenticare i tifosi. Io quello che ho visto dal bus scoperto non ho mai visto, e ringrazio tutta la gente di Pescara che è stata sempre vicina alla squadra, che ci ha aiutato, che ci ha creduto e che ci ha portato in Serie A, dove spero che Pescara rimane a lungo tempo. E questo sono ringraziamenti. Questi sono i ringraziamenti, però può spiegare le ragioni, perché certamente lei qui ha lasciato il segno, perché è stato protagonista di una promozione che mancava da 19 anni, però può spiegare anche le ragioni per le quali non rimarrà qui a Pescara, perché ha scelto appunto un'altra squadra. Io ho scelto un'altra squadra, io con la Roma sono massimo d'accordo che guiderò prossima stagione la Roma. Poi motivazioni sono che prima di tutto io a Roma ho lavorato, purtroppo non ho fatto quello che volevo fare, ora mi si dà opportunità di guidare di nuovo una squadra importante, con una storia importante, con tanta gente che partecipa. Visto che non sono più ragazzino, nel senso che tanto tra 2 o 3 anni posso andare in una grande, penso che è ultima possibilità per me di guidare una squadra di livello e di ambizione importante. Zeman, per la RAI siamo in diretta. Quando è accaduto il primo contatto? Quando è avvenuto? Perché fino a un mese fa lei parlava di futuro a Pescara, addirittura di possibili premi UEFA, e si è sempre trovato bene a Pescara. Poi negli ultimi giorni è successo qualcosa. Quando è che ha deciso di andare alla Roma e quando è che c'è stato il primo contatto ufficioso con Baldini e la Roma? Non lo so, non me lo ricordo. Io non me li scrivo queste date, io so che ho parlato con Baldini, ripeto, sono quasi d'accordo, siamo molto vicini e quindi penso che non c'è niente che può cambiare. Solitamente Zeman firma contratti annuali per sua abitudine, questa volta potrebbe fare un'eccezione perché la Roma ne ha chiesto un impegno biennale. Io vorrei fare sempre contratto annuale, nel senso che non voglio pesare sulla società se le cose non vanno bene l'anno dopo e avere possibilità di scelta. Si può dire che arriva nel momento giusto, nella capitale. È una squadra che ha giovani importanti, non si adatta al calcio di Zeman proprio per caratteristiche tecnico-tattiche, penso alla Mela, penso a Pjanic. Forse questo progetto è un progetto adatto per il calcio di Zeman, considerando che poi il mister Enrique almeno in parte l'ha accennato con un 4-3-3 molto offensivo, anche se diverso forse dal punto di vista tattico, perché lui puntava più al possesso palla, lei invece più alla verticalizzazione, ai tagli, però come idea di gioco ci siamo già. Si può dire tutto contrario di tutto. Io vi prego di farmi domande su Pescara, perché io
ho fatto Pescara, questa è l'ultima conferenza mia con Pescara per Pescara. Le altre cose si vedranno dopo. Benvenuti di Mediaset, grazie. Mister, vista la grandissima annata del Pescara, è un po' per lei un momento di risarcimento, possiamo dire questo, sia per quello che lei ha appena concluso, sia per quello che si appresta a fare, insomma, visto il suo, tra virgolette, esilio, insomma, visto un po' quello che ha dovuto fare in questi anni. Grazie. E certamente è stato annata, penso, migliore da tutti i punti di vista, e in campo e fuori campo. I risultati sono importanti, 5 ragazzi nazionali under 21 sono importanti, è stato tutto bello, tutto grande, e ripeto, mi auguro che Pescara mantiene a più lungo la categoria. Mai da Corriere dello Sport. Io volevo chiederle, rispetto a 13 anni fa, cosa è cambiato il sistema, che cosa è rimasto uguale? Io penso che sono abbastanza uguale, nel senso sono invecchiato, quello lo so, qualche capello è caduto, però come allenatore mi sento uguale, ho la stessa voglia di fare, ho la stessa voglia di stare in campo, e quindi finché la salute tiene ci voglio provare. Sonnino di Radio Lazio. Salve mister, per collega lei è molto bravo a lavorare con i giovani, però volevo chiederle se ha avuto assicurazioni dalla Roma che il mercato ci sarà, che si farà, perché altrimenti sembra un po' una condanna per lei il fatto che sia bravo con i giovani. Io da Roma parlerò dopo. Attualmente sono ancora allenatore del Pescara. Per Paolo Malchetti, Messaggero. L'ultima conferenza stampa che era data prima c'era una frase che probabilmente molti di noi hanno interpretato male. Ci ha detto: io sempre detto essere rimasto volentieri a Pescara, stiamo già vedendo dei giocatori, e poi se qualcuno vuole farsi del male, lasciando un po' in sospetto questa frase, tanto chi dovrebbe farsi del male sono io. Ce la spiega questa frase a distante? Non ce la spiego, la lascio lì perché ci sono state tante interpretazioni che sono bellissime. Ognuno capisce la sua, io l'ho buttata lì e sta lì, poi ognuno sta a leggere. Lo so che vi è rimasta, ma era una di quelle che siete abituati. C'è un'altra frase che è rimasta più sentita a Pescara, dopo credo la sconfitta maturata a Varese, in conferenza stampa ne disse, alla luce anche di qualche critica, forse anche generosa ed eccessiva: ora vi faccio vedere io se Zemanlandia è sparita. E da allora Pescara li ha tutti. Ma io non l'ho fatto in tono minaccioso, io ci credevo che la squadra c'è, che la squadra ci crede, che continuerà a giocare, a fare i risultati che ha fatto prima. Mister, l'ultima Un attimo, la Gazzetta, grazie. Pugliese. Buonasera. 13 anni fa lei, da come ha detto anche ultimamente, andò via da Roma per motivi politici. Adesso, senza parlare di Roma e della Roma, voglio capire, si riaffaccia al grande calcio, pensa che quei motivi politici le possano ricreare qualche problema in futuro? Io mi auguro di no, anche se sicuramente oggi il calcio ha grosse difficoltà sul piano morale. Spero che si risolvano tutte cose al più presto, e per il meglio del calcio e per il meglio dello sport. Grazie. Mangiante, grazie. Vai, mister, sì, volevo chiederle se secondo lei Verratti e Insigne sono pronti per un salto di qualità importante, se non vogliamo parlare di Roma, non diciamo che la Roma ma comunque una ragazza di primissimo piano. Vabbè, sono ragazzi che hanno fatto grande campionato. Io sono convinto, come li conosco, magari Insigne da 2 anni, Verratti quest'anno, e per me sono ragazzi che hanno delle qualità, che poi uno ha 20 anni, uno 21, e hanno possibilità. Io spero che si affermano nel calcio grande e che possano fare una grande carriera. In un campionato ci sono tanti momenti importanti che dividono in 2 quasi la stagione. Quest'anno ce ne sono stati parecchi a Pescara, tanto da far diventare questo campionato un romanzo. Io ho
Mi piacerebbe sapere, ma so che a molti colleghi della stampa di Pescara piacerebbe sapere nella stessa misura, se ci facesse entrare per un attimo nello spogliatoio prima di Padova a Pescara, perché quella partita è stata dal nostro punto di vista una partita che ha dato una svolta determinante per la promozione in Serie A. Che cosa è successo in quello spogliatoio e lei che cosa ha detto ai suoi ragazzi prima di quella partita? Ma io non ho fatto cose particolari, nemmeno ragazzi. Era una partita difficile sulla carta e che poi bisognava farla facile sul campo. Io penso che i ragazzi hanno fatto, specialmente il primo tempo, grandissimo calcio, anche se si vinceva solo 1-0, però abbiamo creato occasioni, abbiamo lasciato poco all'avversario. Poi il secondo tempo penso che anche con un po' di fortuna, perché 6 gol non si fanno ogni partita, però siamo riusciti ad arrivare a un grande risultato. Ma io ripeto, per me questa squadra da sempre, la prima partita che abbiamo fatto in trasferta a Verona, dove abbiamo anche tanto sofferto, però ha dimostrato grande carattere, grande voglia di fare risultati con tutti. È normale che non sempre ci è riuscito, ma la squadra ha risposto sempre, non abbiamo mai avuto problemi all'interno né all'esterno, e quindi non posso dire altro. Caso Paris? Buonasera mister. Buonasera. Lei lascia il Pescara in Serie A, lo ha portato lei in Serie A, lascia anche un'altra grandissima eredità, ma quanto è difficile l'eredità di chi raccoglierà da lei questa squadra, dopo quello che lei ha costruito? Ma io spero che è facile, spero che il nucleo dei giocatori rimane, loro sanno e possono aiutare l'allenatore che viene, come hanno aiutato a me a esprimersi al meglio, a lavorare per la società, per la città, per i colori del Pescara. Io penso che al contrario di quello che si dice, l'allenatore che viene dopo di me dovrebbe essere avvantaggiato. Luigi Di Marzio, il centro. Mister, chiaramente il suo addio ha spaccato anche un po' la piazza, c'è comunque la ringrazierà Vita per quello che ha fatto e qualcuno che ha già gridato al tradimento, qualche parte della tifoseria dei tifosi del Pescara è andato giù anche probabilmente il comportamento di questi giorni, ha dribblato spesso le domande, come giusto che sia il gioco delle parti, le domande sulla Roma e sul suo futuro. Lei cosa si sente di dire in questo momento a quei tifosi che gridano al tradimento, all'altro tradimento di Zero? Mi dispiace che la prendono così, per me non è tradimento, per me è continuità della mia professione. Io avevo contratto di 1 anno e quindi a fine contratto penso che sono libero di fare. Poi ripeto, per me Pescara mi rimane sempre nel cuore, non ho tradito e vorrei che la gente continui a venire a divertirsi al campo. No, volevo aggiungere magari rispetto a quello che diceva Luigi Di Marzio, forse poteva essere un po' più chiaro in qualche dichiarazione delle ultime settimane, però ci sta insomma. Devo fare un'altra domanda, cercare di togliere qualche gioiello. Quale ultime settimane? Mi scusi. Quella a cui ci riferivamo prima, la dichiarazione che riportava prima Marchetti, che è stata detta da lei così, come la riportava. Ma parlare di che cosa? Se quella cosa non c'era, di che cosa devo parlare? Lei ha detto delle frasi ben precise, magari la gente ha capito. Di che cosa dovevo parlare se... È stata condizionata, ma guardi, mister, che non le sto facendo. No. Sto dicendo soltanto che... Ma io posso parlare di cose quando ci sono le cose, quando non ci sono non posso parlarne di cose. Sono William Carossella di Telenope. Molti l'accusano di non avere cuore. Che cosa si sente di rispondere a questi tifosi delusi dal suo comportamento? Vabbè, io so che dopo tanti anni ho pianto tante volte, quindi penso che qualcosa dentro ce l'ho. Mister, buonasera. Lei è stato 5 anni ad allenare a Roma, 3 alla Lazio, 2 alla Roma. Come nasce questo amore verso la Roma? Che ricorda sempre, non ricorda mai il suo passato alla Lazio?
No, non è vero che non lo ricordo. No, voi sapete che io da 18 anni vivo a Roma, voi sapete che se esco da casa tanta gente mi dice torna con noi, o laziali o romanisti, e la situazione è così e spero che me lo diranno anche il prossimo anno. Volevo una domanda al Presidente Sebastiani. Ecco, in questo momento lei prova più amarezza per l'agire di un grande allenatore che tanto ha dato a questa squadra, o più soddisfazione per aver rilanciato nel grande calcio un maestro come Zeman? A me tutta la società dispiace che il mister vada via, però siamo anche soddisfatti del fatto che l'anno scorso siamo stati solo noi a chiamare il mister su una panchina di una società importante, di una piazza importante, perché Pescara la ritengo tale. Lui ci ha messo del suo, è qualcosa che noi sapevamo, non abbiamo preso, le ricordo che in questo periodo dell'anno scorso si diceva, forse qualche giorno più in là, che avevamo preso il mister per una questione di facciata, di pubblicità. Noi l'abbiamo preso perché conoscevamo il suo valore, lui l'ha dimostrato, e io non posso che ringraziarlo per quello che ha fatto a nome di tutta la società, per cui per me non è assolutamente un tradimento. Vi dico un qualcosa in più: con il mister avevo parlato qualche tempo fa, anzi forse 6 mesi fa, e lui mi ha sempre detto che sarebbe rimasto a Pescara a meno di un treno. Evidentemente questo treno è passato a forte velocità, lui l'ha preso al volo. È vero, Presidente, che lei pochi giorni fa, quando ha saputo della Roma, a Zeman ha offerto una cifra importante, forse superiore a quella che percepirà nella capitale, che lui ha detto non lo faccio per motivi di soldi, ma è una scelta di cuore e di carriera, giustamente. Io credo che il mister abbia spiegato molto bene quali sono i motivi, non è né una questione economica, tantomeno una questione di programmi. Avevamo già abbozzato dei programmi che avevamo condiviso e non avevamo mai parlato di questioni economiche, perché c'era assolutamente accordo e sintonia. C'è qualcosa che va oltre, nel calcio queste cose succedono, e forse trovare qualcuno che c'ha anche cuore per me è una cosa positiva, sicuramente non è negativa. È vero che Zeman potrebbe essere rimpiazzato da un altro giovane strampante, certo Ferrara, visto che il big titolo va a venire qui a Pescara, Rossi, Nicchia, pure qualcos'altro, ma invece Ferrara sarebbe entusiasta. Cosa ci può dire? La Fede, considerato che Ferrara ha un contratto ancora in essere con la Fede del calcio. Al momento abbiamo Zeman come allenatore, ne parliamo la prossima settimana di chi sarà il prossimo allenatore del Pescara. Ecco, posso fare una cosa? No, volevo chiedere una cosa a Zeman, visto che lei l'ha vinto il campionato quest'anno in Serie B, tra l'altro facendo vedere un calcio molto spettacolare con addirittura 90 gol in questa stagione. Da spettatore assistito al campionato di Serie A, che idea si è fatto? C'è un livellamento di che tipo secondo lei ha riscontrato quest'anno in Serie A? Io penso che oggi l'Italia soffre calcisticamente, nel senso che anche le squadre del club che hanno partecipato alle competizioni europee non sono riusciti a fare molta strada. Penso che mancano delle idee, perché anche lì sui giocatori, sul valore dei giocatori, penso sicuramente non sono più come una volta, quando l'Italia si poteva permettere di portare qui i migliori giocatori del mondo. Oggi forse l'hanno nei altri paesi, ma nonostante tutto penso che la qualità dei giocatori è grande, la mentalità delle squadre forse non è grande. Sì, volevo fare una domanda al Presidente Sebastiani. Parliamo del progetto tecnico, posto che Zeman lo ha detto Totti è unico e inevitabile, il vostro obiettivo è quello di dare alla continuità sul progetto tecnico, Sì. intraprendere un'altra strada? Assolutamente sì, ma senza avere la presunzione che qualcuno possa arrivare qui a fare quello che ha fatto il mister. Il mister ha una sua filosofia che negli anni qualcuno ha sempre detto è vecchia, è passata, però nessuno riesce ad imitarla come la sa fare lui. Noi vorremmo sicuramente proseguire su questo progetto tecnico, ma ognuno deve avere le sue caratteristiche, quindi il nuovo allenatore farà quello che sa fare
bene, quindi senza scimmiottare chi l'ha preceduto. E comunque politica fondata sui giovani, insomma. Giovani, ma giovani di qualità, come abbiamo fatto quest'anno, e anche per i giovani, perché a Pescara si continua a parlare, ma anche non solo a Pescara, di giovani. Non ci dimentichiamo che noi quest'anno abbiamo vinto un campionato con giovani e meno giovani, perché altrimenti sarebbe dimenticarsi di quello che hanno fatto i meno giovani, i Cascioni, i Zanoni, i Sansovini, i Gessa e gli altri. Sonnino? Volevo rifarmi un attimo, non ho capito quello che lei ha detto prima sulla domanda del collega, cioè se fosse arrivata un'offerta della Lazio per lei a livello di cuore sarebbe stata la stessa cosa andare o alla Lazio o alla Roma, questo è perché da romano, insomma, comunque romano tutti lo sa bene, è un po' un'eresia dire così se posso. E poi volevo chiedere se è ancora convinto, come disse una volta, che il derby è una cosa delle altre. Il discorso di Roma e Lazio, penso che oggi preferisco la Roma per progetto, per come ha intenzione di continuare calcio, mentre non mi vedo nei progetti della Lazio. E la seconda è... Sì, il derby, lei una volta disse che il derby a Roma è una partita come tutte le altre, Ma vedendo anche quello che è successo a Luis Enrique, penso che Io non l'ho detto una volta, io l'ho detto 100 volte, ma te lo dico 101esima, perché il derby è bellissimo per la gente, per passione, per quello che succede prima e dopo, ma sul campo è sempre una partita da 3 punti. E per il Presidente Sebastiani, l'uscita di scena spesso è molto più difficile dell'entrata in scena, è più difficile dell'incipit sul romanzo. Le sue parole di oggi le fanno onore perché accompagna Zeman, diciamo, in questa nuova avventura nella maniera migliore. Noi però che ne stiamo qui le vogliamo chiedere, si sente di garantire ai tifosi, ma anche a noi giornalisti che un po' tifosi lo siamo, che nel progetto tecnico del Pescara i migliori giocatori farete di tutto per tenerli qui anche con un nuovo allenatore? Ma io penso che questa cosa, su questo aspetto sono stato anche abbastanza chiaro. Noi faremo di tutto per trattenere i nostri migliori giocatori. Noi abbiamo soltanto 2 giocatori che sono in prestito, uno è Ciro Immobile e l'altro è Insigne, il resto sono tutti giocatori con i quali abbiamo o rapporti di proprietà o di comproprietà, per cui come diceva prima il mister, per noi se vogliamo continuare su questo progetto tecnico è chiaro che, ed è scontato che dobbiamo cercare di mantenere l'ossatura quanto più possibile, poi bisogna lavorarci perché la Serie A è un'altra cosa. Non Sciascio? Curiosità giornalistica, l'impressione che abbiamo di voi è che ci avete provato fino alla fine, forse anche al di là di quella realtà che si è ormai concretizzata, cioè che non aveva fatto un'altra scelta. Ci puoi dire fino a quando veramente ci avete provato a convincere, visto diciamo, storicamente, in momento storico, fino a che punto siete arrivati? Non so, sul pullman quando state sfilando la città oppure a cena. Fino a un secondo fa, prima di entrare, ho detto facciamo questa carambata, però non ci sta niente da fare. Luigi Di Marzio? Senti, io le volevo chiedere quando ci sarà l'annuncio del nuovo allenatore, ci può dare una data di riferimento? Ma dobbiamo ancora sederci con quelli che riteniamo possono fare al nostro caso, poi non c'è tutta questa fretta. Io penso che nei prossimi 10 giorni anche noi avremo il nuovo allenatore. Valesini? Buonasera, mi sento il consiglio ha detto che il calcio di solito è sopra mai morale dovrebbe fermarsi in 2 o 3 anni. Lei dà scorto o no? Oppure posso dire ma il calcio per me è un segno di svolta come arriva male, no? Condanniamo, ciclicamente le cose ritornano, forse il calcio Vabbè, io penso che nel calcio c'erano periodi più brutti, anche lì in quel momento ero convinto che era meglio fermarsi almeno per un anno. Oggi penso che non c'è bisogno. Presidente Sebastiani, il prossimo anno, al di là dell'allenatore, quale sarà l'obiettivo del Pescara? Zeman prima di andare via scherzando disse che lui non avrebbe mai firmato per un premio salvezza. Si può aspirare a qualcosa in più o bisogna così volare basso e sottare a qualcosa di nuovo?
noi non abbiamo mai detto che puntiamo al quarto ultimo posto, quindi ho sempre detto che proveremo a fare una squadra che se la possa giocare e possa fare un campionato dignitoso. Poi il mister aveva chiesto un premio Europa League, adesso vedremo al prossimo che cosa ci chiederanno. Si è accordato fino a 100 prima di arrivare a Pescara o avete sentito sia la Roma fermando sia uno? Io ho contato più di 100. Sergio Di Sciascio? Un anno fa, giorno più, giorno meno, per la decisione del 21 giugno 2011, o che centinaia di metri da qui, un bagno di bolla per le mele. Forse la gente aveva capito che cosa di straordinario per questa stagione di settembre. Non è una consuetudine, chiedo scusa ai colleghi se non sono d'accordo. I giornalisti qualche volta ringraziano pure loro. Io oltre che giornalista sono appassionato di calcio e tifoso del Pescara. Quindi ringrazio Zeman per quello che ci ha fatto vedere quest'anno a livello personale. Io quello che le posso dire è che lei possa ottenere a Roma tutte le soddisfazioni che ho da Pescara. L'unica soddisfazione che non si può prendere è quella di portarci dietro che l'unica davanti da questa vita. E non è detto, anche lei può essere sul mercato. Grazie. Vi ringrazio, mi ricordo la presentazione, mi ricordo tanta gente e mi ricordo tanta gente che cantava Serie A senza motivo, perché penso che non c'erano presupposti in quel momento e sono contento che l'abbiamo regalata a questa gente. Grazie a tutti. Di qua, di là, dappertutto. Scusate, prima di andare via, volevo dire a qualcuno che ha fatto prima una domanda sul fatto se il mister è capace di allenare i meno giovani. Questa sera secondo me l'aspetta qualcosa di veramente difficile, perché avrà tanti meno giovani in campo da allenare, sarà duro. Se passi questo esame si è buono. Ma oggi loro fanno provini, quindi poi vedo qual è il migliore. Prego.